Bentrovati a Missione Mondo, questa rubrica che veramente è carissima, soprattutto anche per me, per questi viaggi che simbolicamente faccio anche incontrando tante persone, così insieme a voi riusciamo anche a conoscere le diverse realtà dei nostri fratelli che fisicamente magari non sono vicini, ma sono sempre nei nostri cuori e nelle nostre preghiere. Così quest'oggi vi saluto insieme a Padre Marco Prada, ben trovato. Grazie. Ciao. Missionario dello SMA, con una ricca esperienza veramente di missionarietà in diversi posti, in diversi contesti della vita delle persone. Ecco, e ultimamente è rientrato un pochettino più stabilmente qui in Italia, ma la missione continua. Intanto davvero, in generale, quali sono state le sue esperienze di missione? Grazie anzitutto per questa opportunità, per rivolgere una parola missionaria ai chiavaresi, a tutti coloro che sono collegati in questo momento con Telepace. Ecco, io sono stato ordinato nel 1984, non ho fatto molto tempo in Italia dopo l'ordinazione, sono stato destinato alla Costa d'Avorio, in particolare in una zona rurale dell'est del paese. La missione si chiama Tanchesé e devo rendere grazie davvero al Signore perché questa prima esperienza è stata molto arricchente. Ecco, mi ha permesso di avere il tempo necessario per conoscere non in superficialità o solo tramite i libri, ma proprio conoscere dal vivo una popolazione, la sua storia, la sua cultura, una popolazione con così dei valori molto profondi che mi hanno arricchito. E sono stato aiutato da confratelli di esperienza, confratelli che avevano vissuto quel paese da decenni e che mi hanno potuto aiutare in questa introduzione nella cultura, nella mentalità, nella lingua di questo popolo Agnibonà. Ecco, poi ho fatto un periodo in Italia e sono ripartito nel 1998 in Angola per 10 anni. Era la prima volta che la SMA apriva una missione, una presenza in questo paese. Ecco, purtroppo siamo arrivati in un momento un po' brutto della storia del paese, era la fase più acuta della guerra civile. Ecco, sembrava, quando avevamo accolto l'invito del vescovo della diocesi in cui ci siamo inseriti, la diocesi di Saurimo nel nord-est, ecco, sembrava che la pace si stesse consolidando. Invece la guerra civile angolana, che è durata decenni, aveva ripreso con più forza. Ecco, poi, grazie a Dio, nel 2002-2003 la pace è davvero arrivata ed è iniziata la fase un po' della ricostruzione. Dalla diocesi di Saurimo poi mi sono spostato nella capitale, a Luanda, dove avevamo aperto una parrocchia nella periferia di Luanda. E poi un altro periodo in Italia, e ho potuto, dopo questa permanenza in Italia, fare una terza esperienza di missione in Costa d'Avorio. Sono ritornato dopo 21 anni in una zona diversa del paese, nel nord, in una diocesi a maggioranza musulmana, Odienè all'inizio, e poi gli ultimi anni in una zona di prima evangelizzazione, la diocesi di Korogou. Ecco, ha già accennato a tantissimi elementi sulle quali davvero vorremmo anche ritornare, perché per approfondire poi uno va nei posti ma va anche nei contesti, soprattutto nelle realtà, come dicevo, non tanto facili a volte. Ecco, tornando un po' sull'esperienza, la sua, diciamo soprattutto l'inizio in Angola, avere cominciato una missione anche in un contesto di guerra civile con tutte le sue conseguenze così. Ecco, che ricordi si porta dei 10 anni dell'Angola? Ecco, come dicevo, siamo arrivati in un momento in cui la guerra civile aveva ripreso, con violenza. Io credo che in questi momenti di guerra, di violenza, di conflitto, le persone danno il peggio
ma anche il meglio. Ecco, io ho potuto sperimentare davvero, ecco, come si può, ecco, vivere la solidarietà profonda, ecco, come si possono stabilire relazioni davvero, ecco, profonde con tante persone con cui condividi lo stesso destino, ecco, in quei momenti di pericolo, in quei momenti di minaccia, ecco, perché si sente dire che i ribelli sono vicini, ecco, lì non c'è più distinzione fra europeo, africano, fra bianco, nero, fra chi ha possibilità, chi invece è povero, ecco, si è solidali, ecco, ci si aiuta, si cerca, ecco, di affrontare insieme con coraggio, sostenendosi, condividendo, ecco, questi momenti difficili. Ecco, questo... Scorrono delle fotografie un pochino anche di distruzione, di immagine proprio che sono sicuramente le conseguenze di questa guerra anche sul piano fisico. Ecco, guardavo appunto, passavano delle immagini di case distrutte. Ecco, sì, sono proprio immagini della mia zona, ecco, i ribelli, ecco, volendo rovesciare il governo e prendere il potere, ecco, purtroppo hanno seminato distruzione, hanno distrutto le infrastrutture lasciate dai coloni portoghesi, e quando è arrivata la pace nel 2002, nel 2003, ecco, il paese era proprio a terra. Ecco, il nostro ruolo è stato quello di aiutare il paese, aiutare la popolazione a ricostruirsi, ecco, non solo fisicamente ma anche moralmente e spiritualmente. Ecco, e devo dire che sono stati anni belli, perché davvero si riapriva la porta della speranza, si riapriva davvero il futuro. Ecco, una generazione che aveva vissuto solo la guerra, nata durante la guerra civile, cresciuta, ecco, in questo contesto, davvero poteva sperare, poteva sognare un futuro diverso. Ecco, è stato bello, ecco, in questi momenti condividere le attese della gente per la giustizia, per la libertà, per la democrazia, ecco, per una pace vera, una pace dei cuori, ecco, non solo la pace dei trattati, come si diceva, ma una pace, ecco, che portava alla riconciliazione. E noi potevamo, ecco, presentare il Vangelo davvero come una proposta concreta, ecco, per poter davvero arrivare al perdono sincero e per poter ricostruire, ecco, una società, ricostruire i rapporti, ricostruire tutto un mondo, ecco, che fino a quel momento era solo morte, era solo distruzione. E in quel periodo, padre Marco, quanti eravate intanto? Partito da solo? Allora, siamo partiti in due, un po' i pionieri, ecco, sì, in questa zona del nord-est, una zona un po' isolata, un po' anche remota, anche abbastanza povera dal punto di vista economico, anche se aveva grandi risorse, però è sempre così. In Africa, dove ci sono tante risorse naturali, in quel caso erano i diamanti, ecco, poi la gente vive nella miseria. Quello è un paradosso enorme, dove c'è più ricchezza e ancora più sono i paesi più poveri, proprio il paradosso dell'Africa. Ecco, eravamo quindi in due, poi si sono aggiunti altri due confratelli, ecco, abbiamo potuto per un certo periodo tenere aperte due missioni, una missione nell'interno e poi una missione nella periferia di Luanda, una periferia sorta così in modo molto precario e spontaneo, accogliendo, permettendo, diciamo, ai profughi che fuggivano dalle zone di guerra di installarsi, di costruire delle case così come potevano, spesso case di lamiera e senza servizi igienici, senza infrastrutture. Ecco, quindi pochi missionari e sicuramente in un contesto ancora con pochi preti, pochi religiosi, e in questo caso sicuramente, come posso immaginare, il ruolo dei laici è determinante. Ecco, quando si è potuto cominciare a circolare, ecco, nella parrocchia dove ero, come dicevo nel nord-est dell'Angola, parrocchia di Kwango, che copriva un'area immensa, ecco, perché dovevamo occuparci di vecchie missioni abbandonate 20-25 anni prima. Ecco, il vescovo ci ha detto: vediamo se si può cominciare a riprendere i contatti con certe comunità che da anni, ecco, così non ricevono la visita del missionario.
E mano a mano che si sminavano le strade, che si ricostruiva qualche ponte, ecco, anche noi cercavamo di percorrere, ecco, queste strade un po' sconosciute per noi, ecco, prima non si poteva, ecco, percorrerle. E l'attesa era quella di trovare, ecco, delle comunità disperse, cristiani un po' abbandonati a se stessi, scoraggiati. Ecco, che sorpresa invece trovare, ecco, in queste zone remote, come dicevo, che non hanno avuto sacramenti per decenni, ecco, trovare delle comunità vive, dinamiche, delle comunità missionarie, ecco, invece di diminuire il numero di cristiani in quegli anni, ecco, era aumentato, proprio grazie all'azione, alla testimonianza, all'entusiasmo, alla fede di tanti laici, catechisti, responsabili di movimenti, donne, ecco, impegnate nella Legione di Maria, in altri gruppi di promozione femminile, giovani delle corali, ecco, che, ecco, in questi anni di guerra, pur senza, ecco, una presenza, un accompagnamento dei missionari, ecco, hanno testimoniato, hanno annunciato, ecco, hanno fatto così conoscere a chi non era cristiano, ecco, quanto il Vangelo può dare, ecco, la ricchezza, la gioia, il coraggio, ecco, che ti può dare la fede, che ti può dare la fede e che ti aiuta, ecco, a superare quei momenti difficili della guerra civile. Anche come esempio così davvero, cioè un laico in quel caso concretamente cosa faceva? Ecco, sono tante cose sicuramente, certo, però... le comunità cristiane si ritrovano alla domenica, a volte anche durante la settimana, per la liturgia, per pregare, per leggere la parola di Dio, per il catechismo, per le prove di canto. Ecco, chi fa tutto questo, chi organizza, chi dirige questa preghiera, organizza le varie attività, sono i laici, sono i catechisti, sono i loro collaboratori, sono i responsabili dei vari gruppi, ecco, in cui si divide un po' la comunità cristiana. Ecco, mi aveva colpito una cosa, ecco, quando arrivavamo in queste comunità noi pensavamo, ecco, avranno bisogno di medicine, di cibo, non so, di coperte, perché è una zona dove fa anche freddo. Chiedevamo: di cosa avete bisogno? E sapete cosa rispondevano? Abbiamo bisogno di Bibbie. Ecco, ci aveva proprio lasciato completamente spiazzati, ecco, questa richiesta. Ecco, come dire, ecco, in questi anni non si trovavano delle Bibbie per poter pregare, poter fare la preghiera domenicale, e allora si ricopiavano dei brani, chi l'aveva una Bibbia tutta spiegazzata, tutta rovinata, ecco, per il tempo, per le fughe che avevano dovuto fare, ecco, e venivano, ecco, chi sapeva un po' scrivere a chiedere in prestito: lasciami copiare, così almeno alla domenica abbiamo qualche brano del Vangelo da leggere. Ecco, cristiani che trovavano nella parola di Dio davvero una luce, una speranza. Sì. Vedevo una fotografia che è passato poco tempo fa, proprio un altare, mi veniva in mente le idee di Papa Francesco, che dice proprio una chiesa una pastorale da campo proprio. Qui vede la foto, cosa è? Ecco, questa si riferisce a un pellegrinaggio che abbiamo fatto nella parrocchia, nell'ultima esperienza, la penultima esperienza che ho fatto in Costa d'Avorio, in una zona a maggioranza islamica. La comunità cristiana era molto piccola, ecco, però lì abbiamo fatto, ecco, un evento un po' eccezionale, ecco, un pellegrinaggio su una collina vicino alla città. Però, ecco, ci capitava spesso, ecco, in questa zona dove i cristiani si contavano proprio sulle dita di una mano, ecco, tante volte di fare la messa sotto un albero, ecco, all'ombra di un albero, seduti su dei sassi, dei pezzi di cemento, ecco, perché non c'era niente, ecco, come questa, ecco, questa immagine, ecco, questa è ancora in quella zona, è una piccolissima comunità, un po' timorosa. Erano cristiani venuti a lavorare in questa regione, venuti quindi da un'altra zona, e avevano un po' timore a manifestarsi come cristiani, perché erano stati accolti dai musulmani. Pensavano poi, ecco, se pensano che siamo di altra religione, poi non ci concedono più il permesso di coltivare la terra, di restare con loro, e quindi si nascondevano un po'. Ecco, quando invece con un po' di pazienza, ecco, li abbiamo un po' invitati a manifestarsi, ecco, è stato bello. Ecco, poi alla fine il capovillaggio musulmano, ci ha anche offerto un pezzo di terra
ecco, dove abbiamo potuto costruire una cappellina. Ecco, questo è bello, questa ecco, no, è molto bello questo, appunto. Ecco, se può anche approfondire un po' di più su questo aspetto, cioè la presenza dei cattolici in un contesto praticamente a maggioranza musulmana, dove gli aspetti della vita sociale, politica, cioè è marcata, segnata proprio dall'Islam. Qual è il ruolo dei cristiani in questo contesto? Quando sono arrivato nel 2011 a Odienè, nella diocesi di Odienè, in questa zona a grandissima maggioranza musulmana della Costa d'Avorio, è l'unica zona nel nord-ovest, al confine col Mali, ecco, dove quasi il 100% della popolazione locale è musulmana. Ecco, eravamo arrivati, i cristiani erano molto pochi, anche in Costa d'Avorio c'era stata una fase conflittuale, si cominciava finalmente un po' a riprendere le attività normali e allora in questa zona cominciavano a ritornare insegnanti e infermieri, funzionari che erano tutti maggioranza cristiani provenienti dalla zona sud del paese, la zona centrale del paese, le zone più cristiane, e i cristiani erano quindi forestieri, i locali erano tutti musulmani. Ecco, siamo arrivati in ottobre e dopo qualche mese era Natale. Ecco, io ero abituato alle grandi feste di Natale, invece in queste zone Natale è un giorno di lavoro, non c'è nessuna preparazione. Ecco, quel giorno del 25 dicembre la gente era andata ai campi, la città era deserta, la gente si occupava delle loro attività, non era una festa, ecco, che i musulmani celebravano. Ed eravamo un po' tristi, diciamo, ecco, non eravamo neanche riusciti, eravamo 4 o 5 soltanto alla messa, abbiamo detto ma andiamo a farla nella parrocchia vicina che è un po' più viva, ci sono un po' di canti, c'è un po' di gente, si vive di più Natale. Ecco, 3 anni dopo siamo riusciti, poi ecco, il numero dei cristiani è aumentato perché la pace ha permesso a più funzionari, a più di questi lavoratori di venire, ritornare, ecco, in queste zone con le loro famiglie, e siamo riusciti anche a costruire una cappella. Ecco, che sorpresa, il 25 dicembre di 3 anni dopo, ecco, nella messa di mezzanotte, durante la messa ricevere una delegazione di musulmani con dei doni, con dei polli, un tacchino, un po' di gnami, un po' di manioca. Ecco, venivano a dire, ecco, noi non siamo cristiani, però sappiamo che è una grande festa per voi, vogliamo partecipare un po', ecco, alla vostra festa donandovi, ecco, queste cose, ecco, è il nostro dono, è un segno che anche noi, ecco, condividiamo con voi la vostra gioia. Ecco, è stato per noi, ecco, un segno grandissimo, ecco, voleva dire che pur essendo di religione diversa, ecco, pur essendo all'inizio stati accolti con un po' di diffidenza, ecco, adesso c'erano delle relazioni di pace, delle relazioni di amicizia, ecco, con i musulmani. Perché? Perché abbiamo accettato il ruolo di una Chiesa, ecco, che vive in un contesto musulmano e quindi deve accettare, ecco, di non essere troppo attiva, di rispettare i ritmi di questa società, qualche volta di stare un po' muta e soprattutto, ecco, di condividere i momenti, ecco, di gioia, i momenti di dolore, di lutto della vita di tutti i giorni. Ecco, una missione che non è tanto annuncio ma che è piuttosto presenza, che è testimonianza di questo amore universale che Gesù ci ha insegnato. Questi aspetti, gli ultimi suoi interventi mi fanno venire in mente anche un caso che stiamo vivendo un po' insieme, soprattutto voi missionari. Il missionario padre Pierluigi Macali, che è stato in Niger rapito un po' di mese fa e ancora non si sa precisamente in che condizione si trova. Però viene da chiedersi davvero se questo rapimento ha a che fare con l'Islam oppure c'è qualche... ecco, perché a vedere quello che ci dice in realtà c'è un legame anche di pace, di serenità, di collaborazione. Ecco, ci può dire qualcosa anche su questo rapimento, soprattutto quale legame ci può essere con l'Islam? Ecco, si è subito detto, no, quando è stato rapito, ecco, che probabilmente, con grande probabilità, i rapitori erano estremisti musulmani, erano questi jihadisti installatisi alcuni anni fa nel nord del Mali e poi diffusi
e si erano poi diffusi, ecco, anche nei vicini paesi del Burkina Faso e del Niger. Ecco, non c'è mai stata una rivendicazione, quindi sono ancora, ecco, delle ipotesi, anche se abbastanza probabili. E uno può pensare l'Islam del Niger è ostile al cristianesimo, odia i missionari, non vuole che siano presenti in questo paese, per questo li rapisce. Ecco, questo è un ragionamento che non va fatto, ecco, perché non bisogna generalizzare, ecco, le azioni di pochi estremisti, di gruppi molto limitati dal punto di vista numerico, ecco, anche se fanno grande rumore, grandi azioni, attacchi, eccetera, ecco, però sono una piccola minoranza, ecco, non si può generalizzare dicendo sono tutti così. Ecco, l'Islam che ho conosciuto in Costa d'Avorio, ma anche l'Islam, ecco, che ci testimoniano i missionari del Niger, tra cui padre Mauro Armanino, che è un vostro condiocesano di Casarza Ligure, ecco, è un Islam in genere moderato, un Islam tollerante, un Islam che accetta la presenza della Chiesa, ecco, un Islam abbastanza spirituale, ecco, che non utilizza la religione, ecco, per questi fini politici, ecco, per instaurare un regime rigidamente teocratico, musulmano. Ecco, è l'Islam, ecco, che ho conosciuto, ecco, un Islam, ecco, come dicevo, che accetta la presenza, ecco, se ultimamente si è un po' radicalizzato, ecco, è a causa dell'interferenza di certi paesi della penisola araba come l'Arabia Saudita, il Qatar, che offrono borse di studio ai giovani nigerini, li fanno studiare nelle università, formano gli imam e poi instillano un po', ecco, dottrine un po' radicali come il salafismo, come il wahhabismo. Ecco, questi giovani tornano, ecco, con le idee un po' cambiate e diffondono un po' questi movimenti, ecco, radicali. Ecco. Però il governo cerca di contrastarli, ecco, non vuole rovinare quella coesistenza pacifica che c'è sempre stata finora fra cristiani e musulmani. Ecco, quindi padre Gigi è stato rapito probabilmente da musulmani, ma da musulmani, ecco, che non rappresentano l'Islam del Niger, e i musulmani del Niger in molte occasioni si sono manifestati solidali, ecco, hanno chiesto la liberazione, si sono dissociati da coloro che hanno effettuato questo rapimento. Ecco, è stato importante davvero questa precisazione, perché a sentire da lontano si ha la tendenza di globalizzare, di generalizzare e soprattutto di attribuire anche questi atti alla religione. Invece sì, sono gruppi di persone, probabilmente musulmani, ma generalmente queste cose vengono fatte anche con altre finalità, che spesso non sono neanche finalità proprio religiose. Bene, diceva che poco tempo fa che proprio una delle sue missioni l'ha fatto in una zona proprio dove bisognava iniziare, e si parlava di prima evangelizzazione. Ecco, cos'è questa prima evangelizzazione? Ecco, dovrebbe essere un po' lo specifico di noi missionari, degli istituti missionari, quello di essere disponibili ad annunciare il Vangelo laddove non è ancora stato annunciato, oppure, ecco, è stato annunciato ma non ha trovato rispondenza, la Chiesa, la presenza della Chiesa è ancora molto limitata, l'azione cristiana, ecco, si limita molto spesso alla promozione umana perché non si vedono i frutti, ecco, dell'annuncio, dell'evangelizzazione diretta. Ecco, oppure si è presenti da tanti anni, ecco, come accade in questa zona del nord della Costa d'Avorio, la zona Senufo, la zona della regione di Corogo, ecco, dove ho fatto l'ultima esperienza di missione, dove i missionari sono arrivati nel 1904, quindi sono già più di 100 anni, 115 anni, ecco.
Però i frutti non sono arrivati. L'evangelizzazione tante volte si semina e il seme non cresce subito, il seme sembra morto o sembra dormiente, e quindi la prima evangelizzazione significa anche aspettare, rimanere in queste zone, cercando il momento opportuno per poter far germogliare il seme del Vangelo e poi raccoglierne i frutti. In un contesto di prima evangelizzazione ciò che viene chiesto ai missionari è quello di vivere accanto alle popolazioni, di condividere il loro cammino, di cercare di conoscerle, di apprezzarle, apprezzare i loro valori, essere presenti nei loro momenti di vita sociale, di vita quando ci sono dei lutti, sono molto importanti in Africa i momenti di lutto, l'iniziazione, le nascite, i matrimoni, anche se si fanno a livello della religione tradizionale, a livello di un villaggio, è molto importante l'amicizia, l'attenzione, dei gesti di simpatia fatti in questi momenti che sono importantissimi per questa gente. Chi fa questo tipo di missione deve far capire che annunciare il Vangelo non significa distruggere la religione tradizionale, i valori tradizionali, non significa cambiare religione, significa invece capire più a fondo i propri valori, la propria religione, per capire che Gesù viene ad illuminare, a completare, viene a togliere magari quello che loro stessi trovano in certe tradizioni come negativo, viene a portare qualcosa di più grande, di più bello, che permette a quel seme, a quel seme della religione tradizionale, di portare nuovi frutti, non si estirpa, ma si fa un innesto, si può dire, un innesto che permette di far crescere qualcosa di nuovo, qualcosa di bello su ciò che già esiste. Andiamo un pochino anche verso la fine, la conclusione della nostra chiacchierata, che tutto questo per dire che veramente la missione appunto alla fine è anche un lavoro di un continuo ricominciare sempre, dall'inizio, veramente appunto perché si accompagna la vita delle persone. E proprio recentemente Papa Francesco ha annunciato proprio che vuole che il prossimo mese missionario sia speciale, cosa intende e soprattutto che cosa è la funzione appunto di un istituto missionario in rapporto a quello che il Papa dice. Sono in Italia da 3 anni, sono rientrato un po' anche per motivi di salute, adesso vorrei ritornare, e la gente mi dice: ma cosa torni a fare in Africa? La missione ora è qui. La gente si accorge che anche l'Italia, anche l'Europa è terra di missione. Però dobbiamo un po' superare questa opposizione, terra di missione, terra che ha bisogno di missionari e terra invece che invia. Una volta si diceva che i missionari svolgono la missione ad gentes, cioè inviati verso coloro che non conoscono il Vangelo, verso quelle terre dove non c'è ancora una presenza di Chiesa. I teologi della missione oggi hanno un altro modo di parlare, non più missione ad gentes, ma missione intergentes. Dobbiamo capire che tutto il mondo è missione, che tutti noi possiamo dare e dobbiamo anche essere disposti a ricevere. La missione oramai è condivisione, è sentirsi tutti fratelli di un'unica famiglia. E quindi il ruolo dei missionari oggi è renderci conto che la Chiesa italiana non può chiudersi su se stessa dicendo proteggiamo quel piccolo numero che rimane, le chiese si svuotano, coloro che rimangono dobbiamo cercare di proteggerli. No, se ci chiudiamo la Chiesa muore. Dobbiamo aprirci, dobbiamo condividere, dobbiamo accettare testimonianze di missione nuove, testimonianze di Chiesa che ci vengono da queste Chiese molto più dinamiche delle nostre, molto più vive, accettare di condividere quei doni che abbiamo ricevuto, metterli a disposizione e
ricevere, ecco, la testimonianza e l'annuncio che ci vengono da nuove chiese. Grazie, grazie per questa indicazione anche profonda, biblica, teologica, proprio del senso della missione, però anche sul piano veramente anche umano così. Io colgo che tu, padre Marco, ne parli con nostalgia, in qualche modo, quindi ecco, che cosa hai mica appreso quel mare d'Africa di cui si parla ogni tanto? Ma diciamo, quando ho fatto 21 anni, ecco, quindi posso dire tutta la mia esperienza di prete, ecco, l'ho vissuta in Africa, ecco, quando quel periodo che ho fatto in Italia era per rispondere alla richiesta dell'istituto di svolgere alcuni ruoli che sono necessari, ecco, per la conduzione dell'istituto, per l'organizzazione dell'istituto e per permettere a chi è in Africa, ecco, di poter svolgere le loro attività. Però ecco, penso che sia comprensibile, ecco, che se si è passato così tanti anni, ecco, la voglia è ancora quella di continuare con quello che si è iniziato. Ecco. Ecco, mi verrebbe da chiedere, ma poi veramente andiamo un po' verso la fine, perché in quelle circostanze le immagini che abbiamo visto, non le abbiamo commentate alcune, però dimostrano anche tanta semplicità, tanta, come dire, e direi anche una certa povertà, e quindi io dico, forse tutto questo contesto fa sì che in un contesto come quello ci si rimane anche troppo legato. Ecco, si può dire, ecco, che l'Africa è povera, ecco, perché se si guarda il PIL, se si guarda gli indicatori economici, certamente, ecco, l'Africa è in posizione molto più bassa, ecco, in queste classifiche rispetto ai paesi europei. Ecco, però là dove c'è povertà, ecco, c'è una grande dignità, ecco, forse povera dal punto di vista materiale, ecco, ma molto molto ricca dal punto di vista umano, dal punto di vista dei valori, delle relazioni, ecco, molto molto dignitosa, ecco. Ecco, noi diciamo che la gente è povera perché li confrontiamo forse col nostro livello di vita, ecco, ma loro, ecco, là dove ho vissuto, ecco, si vive, come dici tu, ecco, con semplicità, non si hanno grandi pretese, non si hanno grandi ambizioni, soprattutto nella zona rurale, e quindi, ecco, si vive con più gioia, con più soddisfazione, ecco, si vivono le relazioni di tutti i giorni in modo molto semplice, molto molto umano, ecco, ed è davvero, ecco, qualcosa che noi dobbiamo imparare qui in Italia. Grazie padre Marco, perché un po' di questa gioia ce l'hai comunicato, ed è proprio con questo che voglio salutare anche quelli che ci ascoltano, e noi magari ci vediamo per un'altra puntata di Missione Mondo, e con altre anche come dire, esperienze, perché sono tante, non si poteva proprio riassumere tutto adesso. Quindi grazie mille. Grazie a te, grazie agli spettatori, e auguri, ecco, per questa vostra rubrica. Ecco, per Missione Mondo per oggi vi salutiamo e poi ci ritroviamo per la prossima puntata.